Eder. Mac. Pallister. Il 5 gennaio di 3 anni fa, il corpo di Liliana Resinovic è stato ritrovato senza vita nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. A breve distanza dalla casa in cui viveva con il marito, Sebastiano Visindin, Liliana, di 63 anni, era scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021 dopo essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Da quel momento, nessuno aveva più avuto notizie di lei, e a distanza di 3 anni, il mistero su quanto le sia realmente accaduto persiste. I suoi familiari, che non hanno mai creduto all'ipotesi di un suicidio, sperano che i risultati della seconda autopsia possano fornire delle risposte. Questo perché il profilo di Liliana, secondo i suoi parenti, non corrispondeva a quello di una persona che avrebbe potuto togliersi la vita, e anche per il modo in cui il corpo è stato trovato. Chiuso in 2 sacchi neri e con la testa in 2 sacchetti per alimenti. Oltre 20 giorni dopo la sua scomparsa, la consulenza medico-legale, attesa per dicembre, è stata rinviata di 30 giorni su richiesta dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Il documento, che dovrebbe essere pronto entro il 14 gennaio, sarà firmato anche dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e dall'entomologo Stefano Vanin. La perizia potrebbe portare nuove informazioni sulla morte di Liliana. Secondo alcune anticipazioni, sul suo corpo sarebbero stati trovati segni e lesioni causati da terze persone, il che allontanerebbe l'ipotesi del suicidio. Gabriella Micheli, un'amica di Liliana, ha suggerito che Lily sia stata uccisa da un gruppo di persone, tra cui qualcuno con conoscenze mediche. Gli amici e i familiari di Liliana Resinovic continuano a chiedere verità e chiarezza su quanto accaduto. Intanto, a 3 anni dalla scomparsa, per la mia laurea in criminologia, ho depositato il titolo della tesi che farò su Liliana, insieme all'indice e alla bibliografia. Inizierò a scrivere nel corso di questa settimana. L'attenzione delle forze dell'ordine sul mondo della droga è in aumento, soprattutto dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo, probabilmente straniero, a Cisliano, in via Regina Elena. Nella serata di sabato 4 gennaio, il corpo presentava ferite da arma da fuoco. Nonostante l'intervento dei soccorritori, che sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. Si sospetta che il corpo sia stato abbandonato intenzionalmente in quel luogo per essere facilmente scoperto. Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Questo omicidio segue un altro avvenuto pochi giorni prima, il 26 dicembre, quando è stato ritrovato il corpo di un pusher marocchino, noto nel Varesotto, ucciso con 2 colpi alla testa nelle campagne tra Pogliano Milanese, Vanzago e Arluno, a breve distanza da Cisliano. Nel 2023, quest'uomo era stato arrestato per il suo ruolo di rilievo nel traffico di droga, e i carabinieri, sotto la guida del PM Paolo Storari, hanno rilevato che era stato colpito da un fucile calibro 7x62. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte del 28enne marocchino trovato a Cisliano. La scoperta è stata segnalata da un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto l'uomo sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bareggio e Magenta, che hanno potuto solo confermare il decesso. Si sospetta un omicidio, dato che il medico legale ha riscontrato una lesione all'addome inferiore compatibile con un'azione violenta. L'autopsia fornirà ulteriori dettagli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.